Si sapeva che il tema del trasporto pubblico dopo il coronavirus sarebbe stato uno dei più difficili da affrontare. La situazione economica finanziaria di Dolomiti Bus ha messo in crisi l'intero sistema con disagi enormi per i cittadini, dice il presidente della provincia, Roberto Padrin. Il numero e i dati dei ricavi sono preoccupanti. Nel solo maggio del 2019 i ricavi ammontavano a 600.000 euro, nel 2020 a 42.000, quindi potete ben capire che la situazione è sicuramente molto difficile. Come venirne fuori? Stiamo cercando di riattivare gradualmente più corse possibili in modo da venire incontro proprio alle esigenze dei sindaci e dei cittadini che ci stanno scrivendo ora in maniera incessante in questi giorni. Certamente va incontro alle esigenze del territorio la riapertura da lunedì prossimo dei collegamenti con Soldano, Cadore e aree industriali di Sedico e Agordo, mentre entro luglio saranno ripristinate anche le corse dedicate al turismo. La decisione è arrivata ieri dal tavolo provinciale del trasporto pubblico. Sempre da lunedì entrerà in vigore l'orario estivo delle tratte Alano-Montebelluna Valdobbiadene e Alano-Feltre. Io chiedo veramente pazienza, credetemi, stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per far stare in piedi questo sistema, un sistema che mi vede anche presente al tavolo regionale quando dovremo cercare di mettere insieme le linee guida, soprattutto per il mondo del lavoro e il mondo della scuola,